Non mollo, tanto è vero che annuncio che adesso la lettera la manderò a tutti i parlamentari del Veneto. Questa non è una partita di casacche politiche, è un fatto di sopravvivenza dei nostri 205.000 azionisti che non possono rimetterci tutto quando qualcun altro doveva controllare. Allora, se da un lato c'è stata mala gestio, chi ha sbagliato dovrà essere punito, dall'altro però c'è anche chi doveva controllare che ci ha detto che la banca era a posto e poi alla fine abbiamo visto il risultato, che si finisce ad azzerare di fatto il valore del titolo azionario. Considerato che i cittadini non hanno colore politico nel momento in cui sono in difficoltà e penso che questo lavoro debba venire fuori a vantaggio di tutti coloro che pensavano di aver fatto un investimento sicuro e si ritrovano ripuliti i risparmi di una vita. Guardi, io intanto risponderei a tutti i fantasiosi. Rousseau era un francese, nel contratto sociale diceva che il popolo delega a qualcuno a rappresentarlo. Se ne facciano una ragione, come dice Renzi, no? A chi non piace il Front Nazionale. Penso che l'interpretazione di un'istanza del popolo, che è quella della sicurezza, della legalità, del rigore amministrativo, siano una costante che non ha colore politico. Se poi qualcuno politicamente non la vuole interpretare o non la vuole riconoscere, ci sarà qualcun altro che raccoglie i voti.